Grazie, grazie. Signore e signori, buonasera e benvenuti allo spettacolo appunto di questa sera, Il medico dei pazzi. Innanzitutto vi voglio ringraziare per l'affetto che ci dimostrate sempre ad ogni nostra rappresentazione nel vedervi così numerosi in sala. Devo dire che guardandovi da questa prospettiva il vero spettacolo siete voi. Grazie, grazie. Dunque, parliamo un po' di questa commedia. La commedia è stata scritta da Edoardo Scarpetta nel 1908 e rappresenta il suo ultimo successo, oserei dire il canto del cigno di quest'autore e attore che l'anno poi successivo lascerà le scene. È una delle commedie più rappresentate nel panorama del teatro napoletano ed è appunto la commedia degli equivoci, perché è stata scritta in un momento in cui a Napoli le case per malati mentali abbondavano e tratta appunto il tema della pazzia. La storia sembra quasi pirandelliana se non fosse che Scarpetta, quando scrisse questa commedia, Pirandello allora muoveva i suoi primi passi a teatro. È una commedia molto divertente perché è ricca di equivoci, intrighi ed è portata avanti da una serie di personaggi i più diversi tra di loro, a volte grotteschi, a volte pittoreschi, a volte esilaranti, ma sempre molto molto divertenti, perché poi il divertimento è alla base della nostra associazione. Diciamo che noi vogliamo divertirci e farvi divertire, ma non è l'unico scopo, perché un altro scopo, come voi sapete, è quello della beneficenza. Ma non è l'unico, come vi dicevo, perché un altro scopo che rincorre la nostra associazione è quella di portare i giovani al teatro. Spesso il teatro è visto dai giovani come un qualcosa di antico, di superato, di lontano dalla realtà, non al passo con i tempi, poco moderno, ecco. Ma invece non è così. Sappiamo tutti che il teatro è cultura, è divertimento, è emozione, è riflessione. Vogliamo raccontare il teatro napoletano come fatto sociale, perché per prepararsi al futuro bisogna sempre imparare dal passato. Io spero che le emozioni suscitate dallo spettacolo di questa sera possano contribuire a far comprendere ai giovani l'importanza che riveste l'arte, la cultura e quindi il teatro degli Scarpetta, il teatro di Di Filippo, che ha oltrepassato i confini di Napoli, diventando così universale. E a proposito di questo, io questa sera vorrei rendere omaggio con un applauso a una persona che è venuta a mancare qualche giorno fa. Una persona per bene, una persona seria, una persona schiva, mai sotto i riflettori se non quelli di un teatro. Un grande artista, un grande professionista, un figlio d'arte. Sto parlando di Luca De Filippo, come avete già capito. Luca, questo applauso è per te e noi attori per caso ti dedichiamo questa commedia. Grazie. Grazie a tutti, vi auguro buon divertimento e che inizi lo spettacolo. Vai Davide. Cameriere, dammi un poco oro. E sta in lettura, signore. Sta ancora in lettura. Ma chi stai in ora che stanno leggendo? Ma che si vuole imparare a memoria? Portami un altro giornale, portami un Matino, un Don Marzio, un Pungolo, portami un giornale qualunque. E vi porterà la tribù. E portami la tribù. Ecco servito. Scusate, mia signora. Amica. Bella. Ma vi ho pregato che mi chiamo Luisella Di Vito. Sì, Luisella De Vita, già come aveva ascoltato. Giornalista, è vero? Sicuro, cioè scrittrice di novelle. E scrivete sempre.
Sono impegnata con un giornale di fare una novella al giorno. E calamita veni a fare. Ma perché vi dispiace? No, però, dica, potresti per scrivere pure una tua tavolina. E perché, scusate? Perché caso sto anch'io e mi tocca di nerva. Voglio sta sola. E va bene, vi servo subito. Sia fatta la volontà di cielo. Ecco servito. Porta sul caffè, guarda. Mettere in ritiro a me, dopo 16 anni di servizio, dopo essermi acquistato il grado di maggiore col sudore e stenti. E perché? Ma una cosa è niente. Per essere caduto 3 volte a coppa un cavallo. E che già fa? Io mi ho già fatto troppo chiatto, che già fa? Io quando sai io coppa un cavallo mi viene in giramento di testa e va a fare in terra. E per questo mi si mette in ritiro. Vedremo il ministro cosa risponderà alla mia istanza. Sino che a Roma faccia arrivare tutto un ministero. Cammarino. Allora, scusate, un po' più zitta. Avete ragione, perdonatemi. Che bell'argomento per una novella. Maggiore il ritiro. E dite ancora che un giorno in Aleppo un turco audace, un ribaldo in turbante, percotea un veneziano e faceva insulto al vostro stato. Io per la gola lo serrai col circonciso e lo scannai così. Quando sono arrivato a chissà, l'ha già fatta. A morte me l'ha già sure a bocca. Perdonate, che opera è questa? Otello, lo faccio domenica sera al Teatro San Ferdinando, sapete, è una serata di beneficenza, mi hanno tanto pregato. È la prima volta che recito con pubblico pagato. E se domenica avrà un successo, mi do anima e corpo al teatro. Fate bene, perché avete una bella voce. Non solo, è una bella presenza, tutti quanti me l'hanno detto. Io veramente non avrei bisogno, perché tengo mia sorella che sta bene, sapete chi è? La proprietaria della pensione Stella, al Corso Umberto. Ah, qua vicino. Eh sì, essa avrei voluto che facesse il segretario all'Angoppa, ma mi sono sempre negato, perché la passione mia è l'arte drammatica. Voglio fare l'artista, perché sono nata artista. E che le sapete, facete buono. Scusate, una domanda. Io volevo sapere quanti anni avete servito nell'esercito? Mi pare che un diso 10 anni? No, 16 anni. Ho fatto una vita da cane. Ho sciupato la mia salute. È svela. Ma siete ammogliato? Ammogliata, sì signore. Però mi sono diviso da mia moglie. Che lascia curata che dopo 6 mesi di matrimonio si volle dividere da me. Mi volle lasciare. E perché, scusate? Per una cosa di niente. Perché quando stavo in Tulietta mi avevo buttato quella da parte e carevo in terra. Solo che capitava quando la sera beveva assai, che le diceva che mi aveva aiutato a sosera, questa cosa lo faceva impressione, si piava paura. Ma non è vero, che fu un pretesto, fu una scusa per me lasciare. Donna senza cuore. Che bell'argomento. Non mi capisco quant'anta guaglia, piccaruto capito. Scusate signore, io voglio arrivare un momento alla posta per vedere se stanno certi in lettera e poi mi ritiro, avete capito? Ah, e posso avere l'onore di accompagnarvi? Come no? Che se non è antipatica, ma è un po' cascucciante. Vi accompagnerò alla posta. Insieme andremo. E ditemi una cosa, dove abitate? È qua vicino, alla pensione Stella. Ah, benissimo, e allora andiamo. Ecco, Grazie. mettere il ritiro a me. Fammi una cannonata a già fare un tuo ministero. Se sei figlio dell'abisso, sfida la morte. E chi sia un quarto bicchierino di cognac capocarino? Oh, guarda, possibile. È possibilissimo. State attenti che chi si verrà. Ma che vuoi, manca mano addosso. E mo leva buttelli. Vai buono, va. Le 10:12. E come va? Che Cicilla non si vede ancora. Ieri sera mi ha letto l'appuntamento che è il nuovo caffè alla Torretta. Ma che diavolo sarà stato? Ma già, cauta essere. Ieri come al solito avrà aiutato e avrà perduto. Chi lui giovane, se non lascia il carta, fornisce malamente. E si approfitta con è ricco e la manna sempre in una rocca secca. Ma non è pazzo certamente. E se ha pure con un nipote, invece di studiare medicina, si occupa di tutte cose. Povera Issa, un vecchio Gianni. Uè, papi, io mi vado a cattare un pacchettino di sigarette dal tabaccaio all'angolo. Si viene che l'amico mio, Cicillo, lo sai? Sì, signore, don Cicillo lo studente. Lo studente di medicina. Si viene qua che fa aspettare, perché è subito dopo. Va bene.
venga a bocca mare manco fede. Ma che Già certo mi mannaggia. Ma sì, è isso, Don Enrico, maestro musica. Ah, caro Don Raffaele, questo è qua. Eh sì, questo è il caffè dove mi trattengo ogni mattina. Ah, voi piuttosto che ve ne siete fatte? Non va già visto più. Sono quasi 2 anni. Sicuro, Riano, l'ultima cosa per ricordare, ci vorrete al caffè da. E poi pure ci sto che avevo la partita. Io a Milano, scritturato alla Scala come direttore d'orchestra, non ne avesse mai fatto. Il primo giorno che scendete a teatro per concertare l'Africana, i 3 professori che mi guardavano e siamo attenti a ridere. Io mi stette zitto, fece finta che non avevo capito. A seconda volta si attaccai nei nervi. Scendette la coppa a poltrona e chiamai a uno e ho zoccai un pacco. Ah, molto bene. Molto bene. E non so come sorrido. Perché poi dare una paccheriata, ma dare una paccheriata tutte grossure, che ti stanno un mese e mese in dolietto. E quando è scelta, aveva pure con una guardia vicina. Poi ho girato l'Italia per insegnare violino. Ma già morte fame, morto di fame. Ma come? Un professore come a me, con un diploma e 7 medaglie che tenga. Ma scusate, ma a Napoli, sta al San Carlo e non avete potuto fare niente. Al San Carlo. E io mi metto su una linea all'orchestra. Su una rinda all'orchestra. Non muore fame più questa. Ma ne va della dignità. Uno che è stato direttore alla Scala di Milano si mette su una linea all'orchestra al San Carlo. Voi ne arrivaste a dirigere. E che c'entra? Che c'entra? La scrittura era come direttore. No, a Napoli no. All'estero sì. All'estero qualunque cosa. Ma vabbè, se la certa mi fa trovare un professore come me può viaggiare, ci ha fatto colpo. E io lo porto con me a Parigi, a Londra, a Madrid, a Costantinopoli a fare concerti. Ci basta un anno in giro. Là si fanno i sordoveri, là si capisce il valore di un artista. L'Italia per la musica è finita. Non si può fare niente più. Zio, vero, tenete ragione. Visto, pazzo lasciai e pazzo la giornata. Ecco servito. Oh, bravo. Scusate, ma mo a Roma. Vengo da Pozzuoli, ho tenuto un concerto nella sala del municipio. 2 lire un biglietto, 2 lire! Ma con un programma straordinario, pezzi famosi, autori celebri. C'è carissima, ieri sera c'è stava o sindaco, la moglie e 2 creature. E nessuno più. Nessuno più. Lo squallore. Mo' aggiunto pure l'alloggio perché ero rimisi che non pagavo, io padrone di casa, non ho voluto aspettare. E ieri sera mangio via per roba e me ne aggiunto. La roba addossata. Don Raffaele, vestita, 2 camicie, io violino. Povero maestro, ma mo stasera ero dormito. Ma che ne saccio, manco per un sedile di marmo, sotto il balcone, in terra. No, non signore, niente a fare. Voi siete un artista, non me lo date, sta così. Adesso vi servo io, vi faccio un bello biglietto per mia sorella, la proprietaria della pensione Stella, e vi faccio avere una bella capa. Oh, grazie, ma per un paio di giorni, perché poi già partire, già all'estero. Sicuramente, non vi preoccupate, mo vi servo io. Ma come? Un professore come a me, con un diploma e 7 medaglie che tengo. Mamma, ridotto in questo modo. Ma che giusto da fare tutto questo tempo? Era meglio che facevo sangugnare 1000 volte. Ecco qua, tenete. Grazie, Per carità, adesso non mi dite niente, ma già corro una prova al San Ferdinando, perché domenica debutto con l'Otello. Oh, bravissimo. Vi darò una poltrona, verrete ad applaudire anche voi. Ma vi pare, con tutta forza. Adesso vi accompagno alla pensione e stasera ci rivedremo. Quante obbligazioni, quante Ma obbligazioni. niente, per carità. Ma insomma, se posso sapere che tanto resta una ruina, ha già passato l'urto per i guai. Addio gioco, addio innamorata, addio divertimento, addio tutto. Ma che succede? Zio felice sta a Napoli. Possibile, possibilissimo. È arrivato in no, pissa la moglie e la figliastra. Io non so come non sono morto, io non tento più sangue in cuore. Quali comandi? No, niente ancora, bambino, moglie, piglia niente ancora, faccio pazienza. Ma granito, un caffè? Niente, e lasciaci sta, messo accanto, sai. Dunque, il seguono coppo circolo di canne
e stava perdendo magnificamente 300 lire. No, 300 lire. E in contanti, a vorrei 500 lire che mi vincette Don Nicolino andare che l'altra sera e che oggi devo restituire assolutamente. Il lumare in cielo. Quando stavi a stammanna come me turco per la carta tanto contrario, arriva un fattorino in un telegrafo che mi consegna questo telegramma. Io legge qua, mica legge. Arriviamo ore 9, io, Concetta e Margheritella, vieni stazione allegramente, tuo zio ci felice, capito? Michele, allegramente, e non saccio come non sono morto. Subito già l'assedio qua e soccorruto alla stazione. Non appena è arrivato un treno, Reggio Pieta zia l'ha già messo coppa una carrozzella, là l'ha già accompagnata al villino de Rosa. Là c'è gente che si fosse riposata e si è posata a roba e sono corso subito da te, Michele, per essere aiutato, per essere consigliato, per essere salvato, Michele. Cicci, ma salvata che cosa? Non mi hai capito niente. No. Sì, sapeva che ha già studiato, che sono buone miere, in da 3 anni che sto a Napoli, ma mi hanno dato giù una rissa per tanto ambroglio che l'ha già scritto. E proprio un mese fa, mi hanno dato l'ultima 10.000 lire, dicendo che mi serveva per pagare l'annata anticipato un stabilimento a rete nei miei pazzi. Sì, interloco, sì. Vede che non va vantando. Già, Michele, perché tu a sapere, cazzo zio, sei fissato di mettere a Roccasecco d'ospitali pazzi. E sta così ammuinata se che la vecchia arpirà la moglie, che mamma trova a me là a dirigere tutte cose. E perciò mi vanno a irinare. E tu in una settimana perdiste. Caccia fa, Michele, sono stato un assassino. Ma chi si poteva credere che io venivano a Napoli a così tutto insieme? Capirai? Sì, la cosa che ridda appena esci sul treno, sai qual è stato? O stabilimento come va, e i pazzi come stanno. E tu che gli rispondi? E che l'avevo rispondere, Michele, che gente non c'è male, vanno bene. Vanno bene, vanno i pazzi. Michele, tu non niente, capito? Tu questa sera lo fai tocchini. Tu non sai se si come la pensi, che la vecchia arpirà la moglie, che lei è terribile, è capace che si scopre tutte cose, ma manca più un centesimo. Vabbè, ma non ti risprata, dovremmo pensare a qualcosa. E che avimmo pensare, che potremmo pensare? I 500 lire che c'era a Don Nicolino, chi mi dà? Come faccio di la padrona in casa mia insieme con la figlia, che le ci mancavi. No, se non vieni, ci pigliamo una tazza di caffè. Mamma. Una tazza di cioccolata, se mai non vuoi il caffè. Io mi metto scuola. E che scuorna, figlia mia, chi sta in un caffè? Tutte le signore e signorine, dopo aver passeggiato un po', trasano rindanno un caffè per se riposare. Se no che facciamo, camminammo sempre. Aspetta da là, va, aspetta da là. Cameriere! Comandi. Portateci 2 tazze di cioccolato e 2 pagnottini. Subito. Figlia mia, tu si non levi sto carattere, sto scuorno, sei antipatica e pesante. E non te lo voglio ricevere più. Coppa all'albergo, come dire un forestiere, te ne scappa. Se qualcuno ti domanda qualche cosa, tu non rispondi. E questo è un brutto difetto che tieni. Io sono tua madre e te lo devo dire. In questa maniera, ti prevengo, tu non ti marito mai. Ah, e come non porta a me? E se non ti porta a te, non porta a me. Che sono rimasto vedova e non voglio sistemare. Non voglio stare più soggetta a sorma. Non voglio fare più la serva in coppa la pensione come ho già fatto fino a mo'. Quando tu ti marito, figlia mia, io vengo con te e faccio la padrona per venire a casa. Oh, che sei certo. Però voi non avete le pressa. Se non si presenta qualcuno, mica già fa. Che fa? Ti ha levato sto carattere che tiene. Non devi mettere scuorni in tutte cose. Deve essere svelta, allegra, spiritosa e a ridere. Tu stai sempre con questa faccia appesa, pare che è passato un uomo. Ecco servito. Panini freschissimi. Panini freschissimi, signorina. Va bene. Sono ancora caldi. A me così mi piacciono. E a quest'ora si trovano sempre caldi, sapete? E noi verremo sempre a quest'ora. Tutti i giorni. Scusate, signore, vostra figlia. Sì, signor, mia figlia Rosina. bella. Fornisce questa. Permettete? Fate. Ma perché dire che sta? E voi avete detto che già arriva. Ma quando c'è secco, a così mi pare che c'è. Mamma, piano. Venite, là ci sta. Venite. E chi lo giovane mire che da pochi giorni è venuta da vita a la pensione nostra. Sicuro. E Don Cicillo il Sì. medico. E chi se va pazzo per me? A dove mi trovo, mi fermo e vado a parlare. Ieri mi ricetta. Signorina, ma come siete bella! Ma come siete simpatica! E tu che rispondiste? E io ricetta,
No, veramente siete voi un simpaticone. Brava. Chi lo sa, viene un buon partito per te, perché dice che si sta incassato. Ma come va, non ci ha visto? Cameriere! Cameriere, scusate, portate un po' di zucchero. Subito. Anche per mia figlia. Avete capito? Anche per mia figlia. Ma che subito? Ma sì, ti dico che è proprio lui, Don Ciccillo, dottore. Oh, buongiorno signora, buongiorno. Non l'avevo vista e ero intento a parlare con il mio amico. Permettete? E come state? State bene? Non c'è male, grazie, permettete. Hai visto? E tu dicevi che non era lui. E come vi trovate sulla nostra pensione? Sulla vostra pensione? Non c'è male, bene. Non faccio per dire, ma una pensione come la nostra non si trova per tutta Chiana. No, ma perché c'è buon'aria, pulizia, Sì. biancheria sempre pulita, sì. buoni letti, una buona cucina. C'è mia figlia. Dove sta? Sta qua, sta qua. sta là. È terribile, terribile. Controlla sempre la servitù per vedere se è tutto a posto, tutto all'ordine. E se veramente si secca, non vuole riaffa. E aveva ragione, povera figlia. A questa età si pensa a tutt'altro. Non so se mi spiego. Come no? Dottore, tenere un po' di pazienza. Sì. Poi, se si marita, non lo fa più. È vero? Già. Come Maria fa per dare le 500 lire a Don Nicolino? Parla così, da me è entrata un broglio. Che broglio posso ammandare, State, Michelino, mi è venuta una pensata. Mo lo dico che mi servono perché mi già accatta una macchina con la quale si fa l'esperimento esatto del cranio e del cervello umano. Bravissimo. Michelino, la gente che con sta casata mi tocchi. Signora, stanno ancora parlando. Speriamo che non hanno preso. Caro sta. Signora, state finendo di mangiare? Sì, abbiamo finito. Non ve ne siete andati ancora, Andare a parlare. Tu eri che ti trovato con te, ma tu, chi non ti ha pensato proprio? Lei che ne sa? Pure a me mi ha fatto meraviglia sta cosa. Sono giovinotto, figlia mia, come si alluminano, a così si studiano. Per te ci vuole un nome serio, positivo, uno che tenesse veramente intenzione di scusare. Va buona un va, ti ha mandato caffè. Cameriere? Comandi? Quanto pago? 70 centesimi. Ecco qua 2 soldi a voi. Grazie. Ah, ma fatta la malanutta la figlia femmina. Caro dottore, arrivederci. Don Ciccillo, saluta! Ma ti stai scusando costantemente? Ma come bene sta rosa? Diamo un genere, Lucia. Ma io avrei quanto è seccante, sai? Uno dei cancro sopra la capo per pensare a esso. Io mi fumo che un po' che la figlia. ti pareva? E vabbè, Michelina è simpatica, vogliono, mi piace, ma mo non tengo proprio la capo. Tu come ti pare sto fatto la macchina? È una scusa buona. Che ti posso dire? Se non dina di mezzo, basta che so credo. Oh, chi le può credere, chi le ziziero tutti, sa mocco tutte cose. A proposito, Michelina, è scoppiata la tragedia. Cate, è successo. Se ne viene in capo per uno stabilimento a rete in Chipazzo, come faccio fare? A due porte di chi? Chi si può fare su sé? Chi si può Tu le devi scrivere questa sorta di buono. Infatti. A non pigli su stabilimento. A ripigli sti pazzi. A ripigli i pazzi. I pazzi a dove si pigliano? Due manicomio. E se tu un manicomio allora. E ci manicomio te. Bello manicomio sfitto. Il porto là e dico, per i momenti i pazzi non ce ne stanno, poi verranno. A così subito ti trattengono a te se non ci stanno i pazzi. Uè, ma camuffo che già fa? Ah, come si catastrofico? Invece di dare una mano a un amico dice, può darsi che lo troviamo il manicomio. Ah, t'ha già illuso? Mi devi illudere, a volte le illusioni servono. Fatti venire una pensata. State, Michelino. E ci ha fatto una pensata, ma che è bellissima, che è magnifica. Solamente io sono capace di farti pensare. Oh, saccio, quando si tratta imbrugliato su un masso. Sì, io sapevo, Michelino. Che la pensione allo Stronchini, la pensione stella, a Sicilo, c'è sta tutta gente stravagante, curiosa. Si le viene a capire lo stabilimento. Un porto là. E un porto là, sì, come ti pare? E come? Chi le
poi non capisci che non so fare. No, perché io sono sempre quello, io non ho tempo di parlare assai. E poi l'avvisa che non aderisce niente. Insomma, non l'ha da fare capire che sono pazzi, capito? Ah, tu che buono, amici, tu mi fai girare, fa che la capo tu. Sì, Michele, questo è l'unico mezzo che potete salvare. Alla fine, chi una volta la dovrei, cosa parte e statevi bene. Nata pensare, poi ci fa credere più assai. Tu mi vieni con me che chiama tu loro e diciamo che sei uno dei pazzi che stai in cura nel mio stabilimento. Io? Tu, però diciamo che sei un pazzo calmo, un pazzo che sta quiete, diciamo che c'hai la follia, fammi pensare, la follia musicale. Ma quale follia musicale? Sì, diciamo che ti sei fissato che sei il primo trono e che l'opera che ti ha fatto perdere la capa a te, della lirica, che ti piace? Ma quale lirica a me non mi piace niente? Quando ti fai la barba che canta? E non canto quando faccio la Ti barba. fai la barba silenziosa? Di solito faccio la barba in pro. E a barba in bronzo, diciamo che l'opera che ti ha fatto perdere la capa a te sarà traviata. Ah, Cicci, ma tu che stai dicendo? Sì, Michele, fammi questo favore, è capace che Achille venendo a te che sparisce. Sparisce? Sì, la fa. Sparisce, ma paranza lui ci si mette paura e non può avere più la di pazzo. Chiama, vieni con me, chiama i passi da traviata. Ma quale passa da traviata? Rinda qua un broglie mo fa me. Ma nessuno un broglie, è un favore che ti sto cercando. Chiama, vieni con me. I capelli pallari, strabuzza gli occhi. Hai puzzato, si è fatta volontario cielo. Sangue di bacco, io la faccio arrestare. Mo sì. Michele, attenti, torna da tuo quarto d'ora, diciamo che ti sei scappata in uno stabilimento. Trascorrendo, un riesco un po' di. Ma come cadente? Ma si caso trova gente, che figura mi fai fa? Ma nessuna figura che a quello non ci sta mai nessuno e poi tu sei abituato. Io sono abituato? Sì, sei abituato, vieni! Sì, ma che sta? Ma si può sapere che sta? Noi stiamo venendo a capo di dire che la casa che ci troviamo non è cosa per tanta ragione. Appena siamo asciuti con il palazzo, due lazzarelli si sono messi a presto e hanno cominciato a dire arroiate. Io la prima volta mi credevo che veramente volevano sapere a dove. E oggi detto andiamo dal mio nipote al caffè alla torretta che sta là. Troppo 3 passi, una tua gingella. Signor, arroiate. Allora ho già capito che ci volevano un guidato. Ho già iniziato il bastone e mi sono messo a correre per l'arrivare. Non l'avesse mai fatto. Sì. Sono partito sischera al lucco per nacce, ma cose non viste ancora, mamma mia. Mamma mia, che paura! Vedi una cosa, ma come ne? Quando uno cammina per Napoli, aderisce a tutti quanti a Roma. Non signore, quello è uno scherzo che fanno i monelli. Quando vedono un tipo curioso dicono subito a rovare. Guarda, in modo per un tipo curioso, no, come da fare? Dire una faccia nuova, un forestiero. Un forestiere voleva ricevere Deve essere viva a volare mi torna marito, se la varia mise sotto e la varia scamazzata in capo a chi mi dà gli occhi. Che stai certo? Ehi, fammi piacere, non comincia a parlare a buonare mio marito, tu sai? E t'ha già detto tante volte che quelli erano un negoziante di porci e sono un galantomma e quello che facevi sì, non lo posso fare. Ma regalatoio, marito, ma erano galantoma, a me chiede, facevo commercianti di porci, ma erano onesti, tenevo quando si facevano aspettare. Va buona, si finita la moia, Io non me la volevo portare, no. È perché io sapevo quello che mi succedeva. Ma che ti parlano qua? Pelle regolare, Childa, e si capisce che c'hanno un guidato. Tu non hai idea. Chi se mi ha fatto la prima sarta del paese, Madama Palillo, ha detto che sono di gran moda a Napoli. Si chiamano cappelli alla scescia. Che dici, mamma? Alla gescia? Alla gesca. Vedete, si fa fuoco cappella alla gesca. È quello che sono due mazzi e la tua. Tu non capisci niente, sei stato sempre un materiale. Sempre. Sono più un materiale, comunque c'è quello che giù mi ha indisposto a me. Sono state 3 giovani che mi hanno incontrato all'Ancala. Appena ci hanno visti passare, hanno cominciato a dire e chi è? E chi sono? E quelli chi è? E la figlia, e la nipote, e non credo.
e quelli chi è una povera, e chi lo sa? Hai capito? Quando c'è la mazzata in capo? Quando? Dice a Steveranna che le poi mi sa la mano rindosa e come mi fa sparare? Ha fatto la mossa, ha fatto la mossa. Va Va buono, sì, ma Righi, ma se li vedete per strada, li riconoscete chi erano? e se capisci che mi ricordi, Sì, non giù non ti lavo, Ma è nalco. che mustaccello, una faccia lì, come non muore. Va buono, sì, quando uscimmo fuori ne parlammo, ma quando mi è dispiaciuto che io non stavo con voi, ma sarei intervenuta, a pigliato a pacco. Ma che? No. Ma per carità, ma Perché? tu non ti puoi mettere con quella gente. Se la tua condizione non te lo permette, già, tu già, sei già, quello sono che dottore. sei, Sì, tu fai quello che fa. Mi va ascoltato. Non ti retto così, mo che scimo, ci mettiamo in una carrozzella e facciamo i suoi mandaci. Eccoci. E non mi ribaffucata. E allora ti state a casa, perché noi tutti e tre a ferro per Napoli non potremmo camminare, non potremmo passare un guaio. Accomodatevi, signori. Via, ma accomodatevi, via, sì, via, calmatevi un po', via, forza. Scegliamoci qualcosa. Accomodate. Che vi posso servire? No, niente, grazie, noi andiamo di fretta. Via, ma sì, una granita di limone, che a Napoli fanno buono. Per loro, per me noi non voglio niente. Allora per voi ci pensi, sì, una cosa di forte, un bel vermouth al seltz. Un vermouth al seltz. Piuttosto. E per voi? No, ci dà già prima, non voglio venire niente, non ci faccio. Va bene, allora 2 metri grandi per voi. Ma Righi, perché siete venuti qua? Sarei venuto io da voi, Siamo venuti qui. Che cosa che ci vuole? Non è buono per noi, è tanto motivo. Il filino di Rosa Margellini, quella posizione, quell'area, per combinazione l'abbiamo trovato sfittato. La casa è bella, la casa, ma tu guarda porta che... 4 camere, bagno, saletto, cucina, acqua del serino, luce elettrica, tutto inconfortabile. La casa è bella, la casa, ma tu guarda porta... Non si fa la scala perché pian terreno, mobili di lusso, tappeti, il prezzo è niente affatto caro, la padrona di casa è persona può non essere gentile e pulita. Ci ti ripeto, la cosa è bella, la cosa, ma tu guarda porta... Ma come dite che non fa per voi il velino di Rosa Margellini? Quello è una reggia, non lo fate sapere in giro perché fate una pessima figura, il velino di Rosa Margellini è quanto di meglio ci vuole. E state zitto, lo fai parlare pure a me, e tu mi parli di rocce. E sarà bella, spaziosa, ariosa, luminosa, ma marito guarda porta sette zitto, si non mi guarda. E chi parla? Allora non ci sta biancherino, non ci stanno masale, non ci sta salviette, non ci sta niente. Ma chi lenzuola? Nemmeno le lenzuola. E che dormimmo un coppia matrazza? E poi faccio come ci hanno stanno. Cucciari, forchetto, coltello, nemmeno ci stanno. E che mangiamo che in mano? Certamente non ci potevamo portare tutta questa roba presa, Va buone, anzi sì, non vi preoccupate, mo ci vado a parlare io. Chi le sapete che cos'è? È una questione di prezzo. Tanto voi buono pariona da sta poveriato. Si sa, ma dimmi che fa il paese. che E sì. Margheritello ci datteremo 2 o 3 giorni e felici può stare pure un mese. Un mese, concetto. Un mese è troppo. Dicevi, un mese. No, facciamo 28-29 giorni. No, si può 28-29 giorni. Sì. No, dicesse una cosa, anziché venire tra 3 giorni casi, gli altri venne proprio roba rimana. Troppo rimane, cicci, e perché? Perché? E perché? Perché ce n'hanno mai roba prima? Perché? Ma come ce n'è da volta? Perché? Perché se ne venite da roba prima? Voi non lo sapete? E mo ve lo dico io. Domenica ci sono le elezioni generali, tutti i quartieri sono in movimento, si prevedono tumulti tra i partiti, tanto è vero che stanno arrivando 3 reggimenti di fanteria a pere e 300 carabinieri a cavallo. Perché vi deve essere una paura? No, e se capisce, allora ce ne amiamo e ci siamo mettere a paura, no, ce ne amiamo. Sì, sicuro ce ne hanno. Meno male, quello che stanno un paese capo, la calma e non si può camminare, e figuriamoci che è tumulto, no, ma allora prima non ce ne amiamo. Ma che sto? No, Zizi, è il senso. Ma che stiamo finendo in tu? E poi tu con una sappilata, Zizi. A noi poi ci è passato piacere di vedere, potemi. Ti senti tutte belle cose che gli fa. Grazie. E tu scrivetti, tu già sei che ci fu un paese, appena pure mi capiva votare. Tutto quanto, ma venite qua, e ti mandai una salutare.
sindaco specialmente. Non avevo più che fare. A sera facette su una fanfara fino a mezzanotte. Ma io può ringraziare una bella lettera. Ci voleva. Mo che viene Natale, vedi che ti sta preparando. Come sta preparata a Natale? Ne sta preparata. Dammi venire a pigliare la stazione che la fanfara, a me fanno un grande chiasso. E poi la sera a casa nostra hanno sta tutta la amici e la picciola. No, sì, è troppo questo, è troppo. Cerca che la 10.000 anticipa la pensione per lo stabilimento che la 10.000 dice no. Oggi c'è la verità. Ieri erano poco troppo contrari. Ma esse no, esse sono per ricette, se c'hanno a manna è subito. E grazie a zia, grazie a zia, te non cuore tanto a zia. Solo per stravagare, ma ci vogliono dire. Certo, ci hanno detto. Solo per stravagare un stabilimento o un paese, no? È pronto. È pronto? Prontissimo, ma tu non la sai la notizia. No, non la so. Il sindaco ce l'ho 100 gradi. Possibile? Possibilissimo, ma ha fatto già la concessione. Guarda dopo tutto gli conveniva. Quella è un'opera che rimane dentro al paese. Certo. Ve ne siamo pazienti. Che ti devo dire, ci ha fatto una concessione per 30 anni. Ma io credo che è un buon affare. È un ottimo affare stato, certo, un ottimo affare. Ma poi là devi avere tutte cose tu però, un disegno, la costruzione, come Sì, non vi preoccupate, quando vengo in paese mi vedo tutto così, quando l'ambiungella mi mettere, quando corridoio, quando ma vedo tutto così in paese, mi vedo tutto così. Dimmi una cosa, ma lo stabilimento che tiene qua, Quanta camere su? Quanta camera su? Quanta camera su? Voi nemmeno lo sapete? No, non lo sapete. Già, pensavo che l'avessi scritto. No. E quanta camera su? Facetemi fare un rapido calcolo. Piondina. Come? Amandini, no. Navandini. Sì, però non è proprio uno stabilimento, sì. Tanto è vero che io l'ho chiamata pensione stella, perché un pazzo che trasa la tinta dice che a tinta non me ne va. No, voglio dire, è scosanato, Ci stanno una quindicina di pazzi, sì, ma sono tutta gente per bene, tutta gente professionisti seri, Ma fossero pazzi sfrenati? No, sono tutti pazzi calmi. Ce ne sta qualcuno un po' più esagitato, più pericoloso, ma la maggior parte sono calmi. Però non sanno a stuzzicare, sì. Non sanno a stuzzicare perché, mo ci vuole, chi sempre pazzi sono. Si capisce. Quando è oggi? Io voglio venire a bere amici portare. Mi lo sto sfizio, ne voglio venire, io voglio vedere, cicci. Ma che sfizzine potete avere? Voglio vedere come sono fatta, che le dici, ne capite? Va buono, sì. Però venite sulla. Si capisce, non riesci a mancare. Però quando state là, non ne dice niente. Non ne avete fa capire a loro che si chiude là per bere a loro. Guarda po'. Sì, volevo sapere quanto sto facendo. Ma è un mese che sto curando un giovane di ricchissima famiglia, sì. Me lo portarono alla pensione in uno stato eccitatissimo, Sbattevano, ciuliavano a terra, qualsiasi cosa che trovava innanzi, scassava, chiunque lo trovava innanzi, non giocava, là, usciaccava. Era terribile, non si poteva mantenere. Poi me lo sono messo soltanto io e alquanto si è calmato. Però le è rimasta una spania, sbarepante. Si è fissata che io prima dello mondo e che nessuno può passare. E poi sentite la cosa più curiosa, sì. Dice che Verdi, arrabbiato, a scrivete polizia. Povero giovane. Povero disgraziato. Ogni tanto si mette in angolo i muri, si fissa, no, e si mette a cantare. Sì, ma se chi si arriva a rimettere, la famiglia vi dà una somma e a cominciare. No, a trasirenare. Cominciano a trasirenare. E a proposito di questo, avete fatto tanto, continuate a fare. Dimmi.
Mi servirebbero 500 lire. Perché mi è già accattata una cosa necessaria. Una cosa che mi serve e non ne posso fare meno. Mo ve lo dico. La macchina per la quale si fa l'esperimento esatto del cranio e del cervello umano. Saranno creduto. La verità, ieri sera in Coppa San Francesco di Sales. Che bella macchina, che bella invenzione. Ma serve, me l'ha già accattata. Sì, è una cosa necessaria, sì, le serve. Io capisco, costano poco assai, ma poi quando mi ha già accattata, la tengo su io a San Francesco. Oh, e allora se la tieni solo tu a San Francesco, quanto è oggi te lo chiedi? 500? Oh, grazie, sì, grazie. Ma dimmi una cosa, ma poi te la porto poi? Sicuro, perché la macchina vuoi? No, sì, ma la porto a presto, certo. Dimmi un'altra cosa. Dite. Un stabilimento che tiene qua, sta lontano. No, mo state sbagliando. La pensione. Ehi, la lo tenevo. No, sta qua vicino. Anzi, venite vicino a vedere come faccio vedere. Venite a vedere. Sì, si vede. Voi vedete che la piazza va. Che di te strada presa. Sì. A tu sto l'abbione. Che bello. Oh, l'ambione. No, chi non giovane, chi lo pazzo la musica. E che ha fatto se ne è scappata in un stabilimento. Sì, chi è stata la sella cattiva? Ma chi deve là? Chi lo può muovere a me non si muove più. Afferrammelo. Sì. State mattina. Secondo me deve venire basta la porta aperta, secondo me, State calma. Assecondatele, zitti. Chi è che mi ha fatto venire in da sto caffè? Questa certamente non è a casa mia. E perché ci ha camminato tanto? Senza ragione, senza sapere la roieva. Fermatevi! Non ve lo vedo! Mi conoscete voi? Sicuro, voi siete omerico, ma non mi strillate, non lo faccio più. Andiamo a casa. E voi dicite? Voi? È il nuovo custode. Perfettamente! No! Voi siete mio padre! Siete venuti in questa festa per farmi comprendere tutto il male che ho fatto! Ma io non sono colpevole! È la grande passione che mi ha spinto a questo! Ortessimon vi chiamo! Ortessimon vi chiamo! E qui la parola! Ortessimon vi chiamo! Ortessimon vi chiamo! E qui... Niente, ne ha già mandato tutti quanti a cadere. Ha già fatto una corta no. Carmela, Salvatore. È un momento, scusate. I due cosce che braccia tengo. La riprendi su una maniera. E la cindisse e chi lo canta non lo mezzo lo cacchiamo sempre. Muovo una cosa, muovo una. È un affare serio, sapete? A ieri sera mi è fatta pigliare una paura che non potete credere. Per poco non sono morta. Ma perché che ha fatto? Per combinazione. Ma ci ha trovato a passare senza cambrilletta su. Un sacco di lucco. Aiutatemi qualcuno. Ha già buttato la porta e ha già trovato stisco. Lungo in te. Dice che è caduta con Poletta. Poverom. Che dice voluto a Manucci, lo puso sulla terra. Ha già voluto chiamare Salvatore e non fa che. Sì, come se fosse una creatura. Chi? Dice che a notte, care sempre, avessimo a fare un letto con Dorezza attorno. Come se
si fosse una creatura. Ma vedi che bova. Sarà caduto un'altra volta. Sto cancri maggiore dice sempre che se ne dai e mai se ne va. Con tutto quanto si appiccica, subito si offende. E per una cosa niente, vi fanno duello. Vi fa sta sempre con un pensiero. Ma chi è questo violino? Sa, ti dico una cosa. Si frate da andare a manicare, io stasera me ne vado. Non ci sto che ci manca una giornata a cangò. Ma cominciamo. No signori, io ce l'ho già detto che se ne dai kill, tiene una casa da solo. Non tiene bisogno di stare qua. È detto che ha accompagnato un amico suo e un maestro di musica, il quale dice che ringrazione se ne hanno partito. E se ne hanno tutti e due assolutamente, sino a che i passeggeri se ne scappano. Ogni momento pigli il violino e si mette a suonare. Senti, che bella cosa, vedi? Uè, e avviso a frate che non facessi più quello che hai fatto oggi. Ma perché che ha fatto? Che ha fatto? Siccome l'hanno portato con un vestiario, a canesta con tutto il vestiario suo, pare che ha da fare un meno. Ma vorrei tutto lì, va buono. Si è vestito che saccia da guerriero. Hai caso tutto insieme in da camera mia. Là c'è stava Rusinella. Io non sapevo chi era gettato in un strillo e che la povera creatura è svenuta. Vedete, ma vedete che lo stupido che si è messo in capo? Ma quando ha già visto che disse, non sa chi mi ha tenuto, che nulla ha già scassato una seggia al capo. Aggia pazienza, sora mia, Kill è uno stravagante. A forza va a fare l'artista drammatico, ma vedete che pazzia! E io lo fa cangò per l'artista drammatico, o va a fare un'altra parte. Ma dove sta? Sta a basciare la cucina, dice che va trovando un suvero di bottiglie. Sopra in bottiglia? E che non da fare? I pomaroli, come sa? Si è fatta la volontà del cielo. Vedete che si vuole? Ma che è stato? Che là dentro ci sta una giornalista che ci ha avuto a fare questo. Mi pigliate a spartare il marito. Dicite a padrona vostra che con una scusa qualunque si chiamazza a questa, ok? Ma già seccatici parlare. Se no, ha votato qua basso. E che se ci manca via? Che lei è capace di fare? Quanta responsabilità, quanta pensiero. 24, secondo piano, e che sto facendo la mattina sera? Mamma mia, che vita seccante, che vita seccante! Oh, aveva ragione che la povera figlia mia sta sempre in malumore e chi le può da torto? Ma se la sorta fa marità, ne volimmo fare zumba. Vi si avvernesce con chi lo voleva. Mi fa attaccare i nervi, non mi finirò a sentire. Che diavolo, state con me! Ma non c'è sta paura di niente. Signore, questo è il primo piano, che stanno quieti, tranquilli. Al secondo piano no, stanno gli eccitati, pericolosi. E ci ci va il secondo piano, ma chi si uccide? Andrino la mezz'ora c'è, ma sta facendo. Voce c'è una mezz'ora, no, c'era tutta sta pressa. Non c'è che fa, Ma io sì, caro zio, io ho tante visite da fare. Sta venendo con Bruno. E chi è? Forse non Amalia. Sta venendo non Amalia. Diamola qui. Buongiorno signora, buongiorno. Ma poi che sti chi? Questa è una povera malata, sta cadendo da 4 anni. L'umoretto, un marito che la voleva assai bene, e se tanto lui dispiacere a scelta pazza. Ora dice a tutto quanto che questa è a casa sua e che essa è la padronista pensione. Voi secondatela sempre. Come no? Buongiorno signora, buongiorno. E oggi com'è che vi sentite? Oh, bene, grazie. E voi? E non c'è male, grazie. Il signore amico vostro? No, il signore mio zio, Felice Ciosciamocca, ricchissimo proprietario di Roccasecca. Oh, tanto piacere. Amalia Strepponi, ai vostri comandi. Favorirmi sempre, signore. Vostro nipote è un bravo giovane, sì, simpatico, allegro, spiritoso. Quando sta qua, tiene allegra tutta la casa. Sì. E quando tarda a venire, tutti i signori mi chiedono di lui. E io dico, verrà più tardi, verrà stasera, non dubitate. Perché dovete sapere che io sono la padrona di questa casa. Oh, bravo, mi fa tanto piacere.
sapete? Sì, no, è una vita che non si può sopportare, troppe seccature, troppi pensieri, no. E io voglio essere libera, indipendente, voglio godere un poco. Alla fine sono ancora giovane. non è vero? come no? Oh, certamente che siete giovani, certamente. Appena mia figlia Rosina si sposa, il giorno dopo me ne scappa. Sì, stai fresca. Ma perché qua non ti trovate bene? No, francamente no, caro signore, no. Ci sto perché non stiamo là, ci devo stare. Sono obbligata a starci. E poi dovete stare sempre a contatto di gente che non si sa chi sono loro. Tutti stravaganti, tutti pazzi. L'ha detto. Tutti pazzi. Comandano a me. Mamma mia, non sono mai contenti, è un affare serio. Che questo è pazzo e dice che la lato sul porto. Perfettamente. La signora c'ha una bella ragazza per figlia. Sì, signore, mia figlia Rosina, non faccio per dire, ma è una perla, una vera perla. Sì, vostro nipote la sa, è carina assai. Sì. Il padre le voleva molto bene. Povero Giannattasi, tanto a me quanto alla figlia. Ci guardava mocca, spruto. Diceva, io faccio qualunque cosa per voi, per vivere contenta, per vivere felice. È inutile, non come chi, si trovi più. Dai, ma ormai è morto, che ne parliamo a fare, che mi devo affliggere, no. Pensiamo a noi, pensiamo a stare allegri. È morto Giannattasi! Se lo vado a via! Sì. Evviva, è morto Giannattasi! Ci importa a noi di Giannattasi! E chi ce ne porta a noi di Giannattasi? Vuoi tornare serio? E voi vi trattenete molto a Napoli? No, solo pochi giorni. È venuto per vedere me e per vedere questa pensione. Bravo. E prendete alloggio qui? Oh, per carità. No, signora, ho già preso l'alloggio, grazie. Al villino dei Rosa qua vicino. Ah, bravissimo, quello è un bel villino. Quello è un bel villino. Aspettate un momento. Sì. Vado a prendere mia figlia, ve la voglio far conoscere. Sì. Sempre che ci viene, è tanto scornosa, sapete, non vede mai nessuno, sta sempre chiusa. E poi voi con Cicci stamattina al caffè l'avete fatta pigliare collera assai. È rimasta assai dispiaciuta. Beh, ora vado. La prendo e te la porto. Permesso. Faceva cucchiere, povera femmina, quando mi fa bene, non c'è ma la figlia pure pazza. No, la figlia stava buona, poi stanno tanto tempo con la mamma, mo spare pure essa, ma se la venite una bella guaglione, un angelo di figlia, chi le è stata veramente un peccato? Dite una cosa. Dite. Ma perché la mamma di te, voi stamattina al caffè l'avete fatta prendere molta collera? E perché? Perché la Ritta, perché? Il motivo ci deve essere. Certo, si capisce. Il motivo fa... voglio dire, il motivo... perché quando si piglia un caffè, appena vera la tazza ci scudari. Che schifezza. Allora la mia terapia qual è? È già Ritta stamattina sul portino. Non appena stai facendo la mossa per sputare in da tazza, l'ha girato lo scoppolone che l'ha girato gli euro e mezzo. Povera figlia, e perché? Ma che le può fare che è isso? E a così si impara, a così si ha da fare. Io che bello, tipo che chi lo maggiore, usideria sempre, perché con quella che mi ha puntato. Oggi ci faccio 3 novembre. Sangue di bacco, donna Lisella, la giornalista. Sì, questo pure è pazza, assecondate sempre. Buongiorno, donna Lucella, buongiorno. Oh, buongiorno caro Don Ciccio. Buongiorno. Pure voi state qua? Sì, sto qua. E voi oggi com'è che vi sentite?
me non c'è male. Ho fatto compagnia un po' a stu maggiore che sta qua, o per meglio dire, a stu pazzo che sta qua. Non potete credere come mi sono spassata. Ho unito, come si suol dire, l'utile al dilettevole. Perché la che mi puntata. Oggi faccio 3 novelle. Questo che fa 3 nuovi. Sì, chi ti sapeva che in origine il marito di sta signora era Zambugnano, poi ieri termine e mo spare pure essa, sì, sta pigliando spariando pure essa. Lo Gigi, Dite. io così faccio. Trovo un tipo eccentrico, ma ci metto a pressa, ma faccio puntare con cosa e combino la novella. È una novella, sì. Si capisce come si può fare, scusate, una novella al giorno. E poi, come ranno per fare una novella? 3 lire! Che sa da fare per una novella per avere 3 lire? Aveva ragione, che ne porta paura a ramallare, è che lo dico. Perfettamente. Don Gigi, scusate, ma voi conoscete qualche novella mia? Vuole sapere se conosco qualche novena sua? No, veramente non le conosco. Oh, io in questo mese ne ho fatti 3 che hanno avuto un grandissimo successo. Il mio povero compagno, la vigilia di Natale, 3 lire su Samirla. e non torno più. E se capisci che li piglia io terno che tornava a fare. Perfettamente. No, veramente queste non le conosco. Oh, allora vi mando io i giornali, vi mando tutti e 3 i numeri, 17, 23 e 60. Terno capiglio. Perfettamente. Grazie, le accetterò con vero piacere, sì. Va bene. Vi servo subito. Non me ne fido più, lo sopportare. Carissimo dottore. Buongiorno, donna Carolina, buongiorno. Vi presento mio zio, Felice Ciusciamocca. Carolina Sanguetta, servito. Oh, padrona mia. Questo signore è vostro zio? Sicuro, è mio zio. Benissimo. Piacere. Luisella Di Vito. A servizio. Oh, favorirvi sempre, signore, per carità. Donna Carolina, l'ho portata a vedere questa pensione. Ho fatto male. Avete fatto bene. Bravo. E che ve ne pare? Una cosa bellissima, un bel palazzo, una bella scalinata, noi con le stanze tutte ariose, ma belle. Ma qua dovete girare tutto. Ci stanno spisiere nara Lo so. Sì, poi andiamo avanti. Io non ho badato ad interesse. Ho pensato solo alle comodità delle persone che vengono. Qua si trova tutto. Però scusate, la pigione è un po' salata, veramente. Non tanto, sapete. E a questo sito non la trovo affatto cara. 6.000 lire l'anno. Dici tu mi registri 10.000 lire. Sì, per ricette 10.000 lire. Ma erano 6.000 lire di pigione e 4.000 lire di luce elettrica e acqua. No, 4.000 lire no. E se i pazzi si fanno parecchi dolci gelata, acqua a morire si consuma l'acqua a morire, sì, l'acqua fredda, assai. Perciò. C'è la sala da bagno, i gabinetti idrografici e la camera della ginnastica. E lei fa tutto, Lei va da tutto, fa anche da direttore. Brava. Sì, caro signore, qua senza di me non si può fare niente. E vostro nipote lo sa. Capita che fa con certi pazzi che lo fanno venire la coppa a bacio. Ebbene, non ci Come no, ci stanno certi, comunque addirittura la vesta fatta. Ma mo ci vuole, chi non si può battere, sennò... Non voglio mai uscire, può passare un guaio. Sì, Direttrice, mi tengono un poco d'appetito, vorrei mangiare. Sì, accomodatevi nella sala da pranzo e subito sarete servita. Oh, grazie, ma una piccola cosa. 2 uova soda e un po' di mozzarella arrostita. Va bene. Caro Don Cicillo. Signora, prego. Grazie. Signore. Oh, buon appetito. Oh, grazie. Ma che bello tutto, mi piace assai. Grazie, arrivederci. Ma perché mi guarda? Ma che vado con andare? A Zambugnano? No, che le può fare una nuena? Ecco sono un po' bambino. No, che lei è estroversa. Come la vena così a fa? Vi voglio far vedere la sala da bagno, favorite. Cicci. Buono. Sto venendo, sì, un minuto. Cielo mi sto un po' una zuppisa ora. Cicci, tu stai qua. E sei da dove stai? E io tu una Carolina per la sala da bagno. Vado. No! Cicci, tu non capisci, era basso con noi. Non c'è stato un Nicolino a andare arrangiato con Manucato. Voi 500 lire che hai perso la sera non puoi aspettare manco un momento.
Ha detto che essa, quando è persa, ha pagato sotto voi. E che abbastantemente quando ti aspettava. E come faccio? Che ne si sia ancora maladarà 500 lire? E viene a giudici tu. Il ritto che essa non ne ho mai essere cuffiata a te. Ha saputo che stava zio del Cangoppo e voleva venire a parlare qui. Non sia mai. E non so come l'ha già trattenuto fino a mo'. Andiamo, scende, vienici a parlare tu. Ci firma una cambiale con un po' di interesse, che la cavois basta che se ne va. E allora andiamo. Ah, e come faccio a lasciarsi di Cangoppo? E che fa? Per 10 minuti, tu subito torni. Cielo mio, aiutami tu. Dite la verità. Signore, come da parere? È una cosa troppo bella. Ma mio nipote dove sta? Scusa. E che ne faccio? Che le stiamo appresso a lui? Forse sarà calato un momento. E come lo viene qua? Mi lascia a me sul cuore. Che fa? Quella è una donna. Cosa date? Grazie tante. Voi non vi sedete? I massetti. E come massetti? Ecco, anche qua. Come succede? Io già venuto. Ma qua, ma là, non tengo mai un momento di tempo. Ma se lo gradite, vi voglio fare proprio il caffè che faccio io. Vi assicuro che non si trova da nessuna parte. Me l'ho mandato Michele Pizzicato. Caffè magnifico, superiore a tutti i caffè. Carmela, sono stata ardita veramente. È una cosa da niente, spero che accetterete il pensiero. Sì, Carmela, Come andate? fa una buona tazza di caffè e portala subito al signore. Va bene, va bene. Signor, scusate, ma che sta la cameretta? Sì, signor, è una buonissima giovane, svelta, faticatore e onesta. Sta con me da 3 anni. Ma chiamato il telefono e che va già detto che posso stare a aspettare? È impossibile, permettete, scusate. E mo che ci faccio solo qua? Ma che lo quando riesce a ciminare se ne è giù? Cammina, non ti mettere scuola. Lucy, non fa questa cadazza che non va per me. Ecco qua mia figlia. Questo signore è lo zio di Don Cicillo, il medico. Accomodatevi, prego, accomodatevi. Scusate, mi dispiace, me ne vado molto di fretta, me ne devo andare. Un momento, questo che cos'è? Non possiamo avere il piacere di fare 4 chiacchiere con voi. Vi dispiace forse? No, anzi, mi fa tanto piacere. Vostro nipote dove è andato? Vostro nipote? Sta qua, sta fuori alla scala, ma quello mo viene. Accomodatevi, prego, accomodatevi. Cosa volete? Noi quando vediamo delle persone simpatiche ci fa piacere assai di parlare un po'. Su questa pensione non si può avere a che fare con nessuno, ma che sono tutti intrattabili, melanconici, tutti pazzi. No. C'è mia figlia qua, vedete? Passa la sua giornata a leggere. E legge sempre che da fa, non vede mai nessuno. L'unica compagnia sono io, è vero? Rispondi. E io che parla a fa? Parlate voi. E parlo sempre io. E voi che volete a me? Io ve l'ho già detto che mi mettevo scuorno. Ma in questa maniera ti pigliano per muta, per scema, o capisci? Statemi sola! Abbiate pazienza, che sta saltando la giornata in un pizzo per me. Si mette scuorni di tutte cose, non può mai parlare. Certi cose, guardate, mi fa venire un currivo che non potete credere. Certi momenti l'accio da rio. Dove andate? No, volevo chiamare a mio Vieni, così carina, così bella e deve tenere questo maledetto difetto, mentre che poi è tanta svelta, tanta allegra. Zitta, basta! Ma quando metteva questo scollato sapeva la molignana vicino al braccio. E che fa? È una molignana che ti ha fatto tua madre e nessuno ti può dire niente perché è una molignana onesta. Una molignana onesta! Io le voglio tanto bene, ma certi volte mi fa capire che pulitane. Basta. D'altra parte, che ne facete questi columbrini cavalletti d'oggigiorno?
per essere troppo allegre, troppo svelte, diventano civette scostumate, non è vero? Ah, certamente. Ecco servito il caffè. Ah, brava, grazie. Metti a me una tazzina. Ah, così da cammaretta. Signorino, Sì. state passando a me. Una rateretta a questo. Non c'è partito tempo. Perché? Che sono due pazze e sei pure a fine. Ma non me lo da raccomandare. Chist, saranno buone partite per te, sta ricassato. Poco poco il campo della mia. Signora, gradite un po' di caffè? No, grazie. L'ho preso proprio adesso. Signorina, e voi? No, grazie, non ne voglio. Dice così per cerimonia. Sì, ma non si dice non ne voglio. Se ne accetta sempre un poco. Datemi qua. Oh, sì. State buoni, che stiamo ci spiegare in dei minuti. Ecco qua, se ne è preso 2 sorsi. Oh, meno male, grazie, grazie. Ma figlio purino dopo. E a voi, scusate, come vi piacciono le donne? Svelte, allegre, positive, serie? Dica la verità. Veramente la verità. A me mi piacciono quiete, tranquille e positive. Come mia figlia, per esempio. E dove l'ha trovato? Una più brava, più seria e più positiva di lei. Questa qua, quando dice una cosa, quella deve essere. Il padre la fece studiare. E cosa non ha speso per lei quel pover'uomo? Perché dovete sapere che Gian Attasio, buon'anima, diceva sempre: io non so la ragazza che è partito, che genere di marito trova. E diceva bene, come diceva papà, il mondo è una ruota che gira per conto suo. E noi siamo tante piccole palline bianche e nere che giriamo per conto nostro. Queste piccole palline bianche e nere sembrano uguali nell'apparenza, ma sono differenti l'una dall'altra nella sostanza. Perché girano le palline? Se sapessimo come girano le palline sul maratone, e le girano sempre. Girano, te lo dico io perché si cercano tra loro. La pallina bianca cerca la nera cerca la bianca, l'incontro è fatale, ma pieno di sorprese. Per esempio, tu fai di tua figlia una letterata e quella magari trova un marito che non ama la letteratura e che invece preferisce una donna di casa. Tu lo fai una donna di casa e succede il contrario. Ed ecco che mia figlia è preparata su tutto. Questa qua ricama, cuce, dipinge, taglia vestiti, ha il diploma di infermiera. Sì, sa fare tutto. Per esempio il marito prende una scippa centrella con lo stomaco, lei sa benissimo cosa gli deve somministrare per la scippa centrella per farlo guarire. E ce l'ha che c'è. Sa fare i massaggi, i cataplasmi. Come no? Conosce a memoria tutte le erbe medicamentose. Per il riscaldo allo stomaco cosa ci vuole? L'acqua di gramigna, Per la tosse? la lattuga, Per il fegato? la genziana. E come cucina? Se trovi un marito milanese, cosa gli fai? Il risotto, Napoletano? il ragù, Romano? le fettuccine. E poi? Ha studiato danza classica. E un'altra
sapete. No, non la potete sapere, ve la dico io, ve la dico io. E che non va appresso ai giovanotti, come fanno tutte le ragazze della sua età. Niente affatto. Esso dice sempre, mamma, io se mi devo maritare, mi voglio prendere un uomo di una quarantina d'anni. Così sono sicuro che mi vuole bene e non mi fa pigliagol. E dice bene, e io lo approvo. Io pure, signore, io pure. Per esempio, che fortuna sarebbe per lei se trovasse un marito come voi. Io ce lo darei a 100 mani. Oh, signora mia, ma sarebbe troppo onore per me. Ma per carità, l'onore sarebbe tutto nostro. A voi la ragazza vi piace? Sì, come no? Guardate che combinazione! E io poco fa chiesto a mia figlia, ti piace quel signore? Lei mi ha detto, caspita, è un simpaticone. Ma allora questo è un matrimonio che si può combinare. E scusate, voi piacete alla ragazza piace a voi. Io sono contenta, non ci sono difficoltà. Oh, questo è certo. Acconsentite! Allora va bene, acconsente, come no? Sì. Cavaliere! E un bicchiere d'acqua, cavaliere! Giusto mostro seccante. E ma non possiamo parlare più. No, non possiamo parlare più. Con permesso. Vieni a mamma, vieni. Dammi un genio a mamma. Ci vediamo. Facciamo pure un tuffo, facciamo le polpette, sì. E mo chi sti giri? Non mi visteremo. Cavaliere! Pozzo sculato. Io non capisco che razza di casa è questa. I campanili non sono. E i campanili non ti stanno a sentire. Ma perché non ne chiudono questa casa? Casa sta aperta a fa. Ma io saccio chi la fanno così con mica. Perché? Perché non sono ricco e non mi vogliono scurto che buono come fanno quell'altra. Ma io non sono ricco, sono artista ma mi devi scontare. Buongiorno signore. Buongiorno. Scusate se ho alzato un po' la voce, ma non sono io, no. Sui nervi! È un'ora che ho cercato un bicchiere d'acqua e non lo posso avere. Con chi ho il piacere di parlare? Oh, Felice Ciosciamucchi di Rocca Secca. Tanto piacere. Perché scusate? E parga avete paura di me. No, sapete perché state così arrabbiate, avete capito? Ma che c'entrate voi? No, io non c'entro. Enrico Pastetta, adesso il Divino è il direttore d'orchestra. Oh, molto piacere. Ma pure voi abitate in questa casa? No, io sono venuto qua per parlare col direttore di un affare. Ma siccome ci ho parlato, ma me ne vado. Aspettate, ma avete detto che siete di Rocca Secca? Sì, signore. Bravissimo. Allora sicuramente potrete darmi notizia del maestro Atanasio Pascone, grande amico mio. No, non lo conosco. Ma come non lo conoscete? Quello mi disse che era di Rocca Secca. Ricordate, suonava l'organo. A Rocca Secca. Don Atanasio Pascone suonava l'organo. Ah, sicuro, ma quello morì. Morì. Come mi dispiace. Ma con l'organo che io suono? Voi? Io ho preso io quel posto là, poi sono io là. Allora siete maestro di musica? Oh, perfettamente. E per conseguenza dovete suonare bene il pianoforte. Oh, magnificamente. Aspettate. Non toglietemi il piacere di una bella conversazione. Accomodate. C'è questa Che infame professione la nostra, non è vero? Sì. Ma nessuno apprezza il nostro ingegno, il nostro valore. Sente di chi è Kill? Un suonatore. Sono uno strumento. Come se fosse una cosa niente! Ma cosa imbecille!
imbecille, cretino ignorante, che sangue sei buttato per sapere suonare? Verità, bene una certa ipotesi che appicciasse tutte cose, violino, bacchetta, arco, tutte cose. E pigliaria all'organo, menaria bassa, e spezzaria tutte le corde. Guarda, del pianoforte. Ah già, del pianoforte, sì. L'organo ha le canne che col mantice danno il suono. Le pigliarie, i canne, i mantici, i corde, e spezzaria tutte cose lo stesso. Sì. Ah, ma il vostro è a pedale o va a trimantice? Oh, ma una trimantice, chi lo vuole? Ah, ma allora è antico. Oh, antichissima, se me ne potesse scappare. Me lo volete scappare? E perché? No, scusate. Io stavo dicendo se me ne potesse scappare o così. Ma non sono giù in l'organo. Oh mamma mia, quando sarò io contente. Sì. Sangue di bacca! Ma chi se faceva a casa mia? Mamma mia, che siamo tu? Sì. Dicete una verità. Voi siete solo. Sì, solo. Voi non avete moglie, figli, sorelle. Mamma mia, per carità. E verreste con me. Andremo in Spagna, in Francia, in America. Ci abbasteranno il giro. Facciamo concerti di violino e di pianoforte. Ci portiamo i soldi. Capala! Che ve ne pare? Va bene, come pare a voi. Sì. Pure io so su. Ma che ci aspettiamo? Ovviamente per le spese del viaggio provvederete voi, poi tratterete dall'incasso. Sì. Accettate? Accetto. Allora, partiamo a Rimana. Sì, partiamo a Rimana. Andiamo a Roma. A Roma facciamo tutta la pubblicità. Manifesti, manifestine, ritratti, tutte cose. Sì. Perfettamente, Bene. sì. Mo mi vado a privare il valigia. Non mi muovo più vicino a voi. Audaces fortuna Juvat. Che hai detto che sta roba la fortuna ti faccio? Oh mamma mia. Ma sentite, uno si piglia paura, è vero, ma poi ti fanno ridere, perché che ne so cose curiose. Niente di meno che il mi porta qui all'estero. Non so muovere più vicino a me. Non voglio mai uscire, lei passa a ridere un bello uomo. Che Chi sto vestito qua mi sta buono? Ma mi vado a provare chi è l'urto, ma. Ah, buongiorno signore. Buongiorno. Scusate come mi presento, ma mi sto misurando certi vestiti che mi hanno portato. Questi sono gli abiti di hotel. Io sono filodrammatico e domenica debutto come artista, sapete? Io francamente non ne avrei bisogno, perché tengo mia sorella che sta bene, che lei ha proprietaria della pensione, ciao, non mi fa mancare mai lì. Ma che volete a me? L'arte drammatica mi ha fatto perdere la cara. Mi ha fatto scipare. Questo si conosce almeno. Che bella cosa, specialmente quando uno poi riesce a una celebrità come Salvini, Zacconi, quando uno fa una scena forte, bella, vibrata, al finale del 3, 4, 5, 6 calmati, è una cosa di morire. Ma voi chi siete, scusate? Dice c'è mucca servita. Ma vorrei sempre, e abitate qua? No, io abito al Villino de Rose, sono venuto qua per vedere un po' questa pensione. Ah, bravo. Sì. Io invece vi dirò il nome che porterò in atto. Eugenio Ardone. Tanto piacere. Sapete, mi parlano mill'anno che non venno rumeno, che non sto dormendo più la notte. A parte me l'ha già imparata a me. In scena saccio tutto qua. Ma vengono partite che non potete credere. Ma poi, fortunatamente, io mi salvo con la figura e con la voce. Tenete presente quando Otello va dal Doge al Senato? Dice: illustri e venerandi patrizi, che io tolsi la figlia a quel vecchio è vero, ma è pur vero che l'ha sposata. E in ciò sta tutta la mia offesa. Rozzo il mio linguaggio perché dall'età di 7 anni e fino ad ora la mia vita nei campi passai e nelle guerre. Inetto sono a parlare altro linguaggio che di guerra non sia. Inetto sono a parlare in mia difesa. Che voce, che Magnifico!
dire, povero, ma chi se ne scende giù a cadere? Sapete che stavo pensando? Che l'ultima scena non me l'ha già studiata ancora a voi. Avete capito qual è? E soffravo. Ora fino a domenica c'è sta tempo. Sì, si capisce. E poi domenica mi verrete ad applaudire. E dove? Qua a Napoli al Trato San Ferdinando. Oh, è sicuro, come? Dite francamente, che volete, un palco o una poltrona? Vedete voi, sarebbe meglio un palco. Come? Ah, bravissimo, allora venite con la famiglia. Sì. Dunque, domani vi faccio trovare un palco e una poltrona. Perfettamente. Voi lo portate qua, io vengo e mi piglio il palco. Sì. Va bene. Dunque, ci rivedremo domani? Sì, signore. E domenica sera. Mi raccomando. Oh, piglia a battere. Va bene. Mamma mia. Ma era meglio che non ci volevo proprio il cancoppo qua. E così stongato un po', che esco pazzo pure. Guasa. Scusate, signore. Oh, ditemi. È permesso farvi una domanda? No, signore, vado molto di fretta, mi dispiace. No, una domanda solamente, sono 5 minuti. Vi volevo chiedere, Sì. è la prima volta che venite a Napoli? Sì, signora, è la prima volta. E vostro nipote vi ha portato a visitare questa pensione? Sì, signore, mio nipote. Ma dite la verità. Voi lo volete bene assai, don Cicillo? Oh, assai. Ma perché se lo merita, signora mia. Ma voi pure voi la tavola bene. Come no? Lo dovete ubbidire, da fa tutto quello che dice lui. Perché certamente se chi lo vogliono mo approfitta, spende tanto denaro qua. Quello lo fa per voi, per la vostra salute, sapete? Per la mia salute. Sì, signore, per la vostra salute, ma voi quanto prima ve ne venite al paese a Roccasecca, in un bel palazzo nuovo costruito appositamente per voi. Là poi potete fare pure qualche novena, là nessuno ve lo impedisce. Qualche novena? Sì, ma così, non vi offendete, ma così per beneficenza, senza impegno, perché io lo so, voi non avete bisogno, vi chieste poterne. Io pigliai l'uterno? Da quando mai? Quando mai? Ricordatevi bene, 17, 23 e 60, Marit appunto mio nipote, o Mirko Wurst. Sangue di banco. Ma chi sta adesso col combruglio che ha fatto con Cicilla? Ah, certamente, avete ragione. Come no? Ma che piezza l'assassino? Maronna, ma questa è una cosa troppo bella. Io con questo argomento ci faccio una cosa chic assai. Gli faccio una novella umoristica. Un meno combruglione. Capire. Ma ci dico tutto cosa Servitore, squatto la panchina. Ma sta presi con gli occhi, no. E 3 ore che la sto aspettando. Ma che la cancro la direttrice alla sta, capire. Eccomi qua, ecco servito. E poi fa sentiamo ci vanno il cannonato. Ma io stavo... Zitta, non puoi sentire niente. Hai capito? Io mi sto spuzzando. Non c'è la direttrice che me ne va, non ce la faccio più. Hai capito? Hai capito? ci capito. Di quando ti posso scurare? Ma che razza di pensione? Non ne può più. Maggio, vi devo raccontare una cosa graziosissima. Signor Bastro, poi sentire niente, ma già scucciato. E che maniera è la vostra? Ma qua maniera è maniera? Qui a stamattina mi è stato un anno a salutare la cuore. E non ce la faccio più, lasciatemi stare un po'. Non mi segutate più. Ma ti misi a fare 100.000 domande, vi siete mesi a presto con Manucano. E non tenete proprio educazione. Ah no, Maggio, io per regola vostra, l'educazione va a impara. A me? E voi imparate l'educazione a me? Sì, a voi. Sì, voi. allora ci rivedremo. Quando volete voi, io sono a vostra disposizione. Ma per imparare un po' di educazione. Sì, poi vedremo. Essere fermo e imparare l'educazione a me. State zitte, che stanno venendo 2 Mastro Giorgio, fuite bene. 2 Mastro Giorgio? Sì, signore. Ehi, ma ne fumi? Ehi, che sto pazzo! No. Ma come mi capigliate per pazzo? No, questo... Allarme mamma!
affronto! Questo è un grande affronto! E mi darete subito soddisfazione! Chi siete? Come vi chiamate? Felice Sciosciambucca. Felice Sciosciamosca! Noi ci batteremo alla pistola! Te tengo due belle carica là dentro! Ci vediamo nella Villa Nazionale, dove sta l'acquario, a sinistra, avete capito? Sì. Non vi muovete a capo, avete capito? Non vi muovete a capo, avete capito? Poi rimane per spicciacchi là, dai! Rischio, mi muove una vaca. E tu ci vuoi stare più il cantante. Guardate che combinazione! Cicille si è appiccicato con Don Nicolino e si è andato in un cuovo rimazzato. Sul curro dei guardi e l'hanno portato tutti e due in coppa a quest'ora, come cancro si fa. Ma come cancro si fa? E che bello! E chi le ho sì? E chi le sa che io sono pazzo? Ho visto di nuovo, pazzo per la musica. Oh, c'è che fece? Che sento orrore, gelosa smania, perduto amore. Mi sto giocando più, non ragiono, non le perdono più, non avrò. Volevo fuggirlo, non ho potuto, dall'ira spinta sono qui venuto, perché lo sdegno ho disfogato, mi è sciagurato. Rimorso no, padre mio. Direttrice! Ma che succede? Direttrice! E poi chi dice? Perché non volete sapere? Non posso dire. A voi venite con Ti risalto io! Vado pronto, andiamo nella Villa! Case sono scatenate tutti i pazzi. Ma facetelo attaccare! Ma chi sono sti pazzi? Essa è là che dorme. Non vorrei versare il suo sangue, ma pur deve morire. Un bacio, ancora un bacio, e sia l'ultimo. Ma per come non potrei scappare? Io mi morì di paura. Oh, io sto morendo. Mannaggia un momento che mi niente che ancora qua. Direttrice! Direttrice! Oh mamma mia!
sa nessuno. Chi è? Favorite. Michele Intraso. Ah, già fu un pazzo. Non signore, entra, fai la persona normale. Bella figliola, usi a tostare. Sarà un menino salotto, un coppo di vano. In tu salotto, un coppo di pane, e perché? Perché ieri sera si è ritirata tardi e la moglie non ha voluto vedere, ha fatto una spartata. Ma come è curiosa che la vecchia sapete? Come facete zia sta scusa? Che diamine? Ma femmine non ce ne esistevano più. E che ne sai, bella figliola? Chi lo si sa sposare per nare? A vecchia porta più 400.000 lire. I doti. Mo hai capito? La vecchia è ricca. E che se ne fanno tutti questi soldi? Che ne so 3 persone. 3 persone. Bella mia, ci sono nipote, cavallo per 15. Si mangia tutte cose. State zitta, perché mi fai picchiare? Scusate signorina, ma ieri ci avuto due pigioni chi c'aggerà? A voi o un vostro? E dal, tutto che cercano da me. Non signore, te l'hanno pagato loro. Io ho proposto la casa, ma loro ci sono voluti ad abitare. Va bene, allora non ha ricevuto a zizi. Non c'è da dubitare. No, non è affatto per dubitazione. Ma sapete con me, quando i padroni di casa se ne vanno a villeggiare, vogliono che io faccia conoscenze di tutte cose e io la ci rispondo di tutte cose. State tranquilli, non ci pensate. Va bene. Ma mi pare che voi siete a guardaposto. Sì, signore, tenga camera lì vicino al giardino e quando i padroni se ne vanno, io mi presto a fare qualche servizio, fare certi Perciò state qua. Vabbè, io me ne vado. Se mi volete mi chiamate. Prego. Arrivederci, Fate permesso. pure. Fate. Sì, fate la di 500 lire per papà Nicolino, sino che il ti va tenata volta, ti prevengo. Ma va. Te va. Ma perché mi va attenta ieri sera? Io urette 3... Oh, caffè, Michele, caffè. Io urette 3 pacche che si ricorda ancora. Facetta avuto a torno. Meno male che si mettette la gente con mezzo che ha avuto sotto, sennò... Un struppiavo buono, sa? Buono, ne? E sotto a lui c'è che tiene? Lo zigomo. Lo zigomo io ce l'ho pure io, però tu c'è una macchietta nera. Macchietta nera? Ci para? No, non si vede proprio. No! Chi lo fu in pugni? Chi l'uno me ne rette? Uno! Guardate, mi credevo più assai. No, uno me ne rette e tanto fu che uso un po' in cuore. Passai chi lo hai? Perché mentre tu stivi in coppa a quest'uno, io in coppa a pensione mi trovo faccia e faccia uscire. Regolarmente avete fuoco pazzo. Ascetta una gente, si spaventai e non ci mettete ma fuori tutto quanto. Guardate la combinazione, guardate. Oi, ma Titina pure niente. No, perché chi le si spaventai e non lo troviamo più. Vabbè, Michele, torna a un quarto d'ora che ti faccio i tuoi 500 lì. Vabbè, ti raccomando, capito, ti addrezzo l'osso. Ma da addrezzare, Irina non ne posso mo. Mannaggia alla mamma, mannaggia. Non pugni. Che la fui non avantini i pugni, mamma mia. Ma trovo mo zizi che si fa afferrare. Con rimanetta su lissa l'angoppi. Ma io già c'ho la scusa pronta, Se l'ha da credere a forza. Lasciamo correre, va. Correre. È una parola. Niente, è inutile, a me non mi bravo. Si crede che è venuto a Napoli a Fufarinella, gli correndo a caia là, ma gli attacca a curto però, io lasso e me ne vado. Ieri sera se ne venette a che loro, stonato, rimbambito, con una faccia bianca, non poteva accucciare una parola. Sì, ma voi non lo restava manco tempo di parlare. Si sa, perché io sono femmina che capisco assai, a me nessuno mi imbroglia. Ma trovare io che fui trattenuto, e venetti che la manetta qua, ma poi venette solo, senza un nipote. Perché Ciccino non stiamo questo? Quando tu ci addomandaste, ti ricordi? Io si dicette che non sapeva niente, che non sapeva arrosteva, svergognato, perciò volevo venire sulla Napoli, perciò non mi volevo portare. Signor, fuori, ci sta la femmina che parla con Don Felice. Con Don Felice? E chi? Ha detto che si chiama Donna Amalia Strepponi. Sta insieme con una bella figliola. Una bella figliola, e che va? Signor, io penso che adesso non sbaglio, perché quando la ci ha domandato voi chi siete, essa mi ha risposto, dite a Don Felice che sono la madre della sua fidanzata e ho portato con me anche la ragazza. Ma tu che dici? Com'è possibile? È ritta così. Ti è ritto proprio a così? Proprio così. Svergognata, assassina! Io dicevo che qualche cosa ci stava
stata una scusa, piezza l'assassino, ma ha già finge, ha già vedere chi è questa donna Maria Streppone, ha già vedere chi è sta fidanzata, e poi non può parlare. Aspetta, mo dica che sono da soli, non felice e che tu mi sei nipote, hai capito? Falla così, falla. Margherita, chi sei? Prego, signora, accomodate. Grazie. Buongiorno. Poi dunque volete parlare con Don Felice? Se sta comodo però. Ah, vedete, in questo momento non si può parlare perché sta facendo un semicupo caldo per certi dolori che ci sono venuti stamattina al basso vento. Mi dispiace, ma che ne soffre? Ah, soffre da tanto tempo di appendicite. Però voi potete parlare con me, è lo stesso. Ah, forse voi siete la madre. No! Sono la sorella più grande e questa ragazza mi aiuta. Ma accomodate, mi accomodate, vi accomodate, vi dico. Grazie. Ecco qua, cara signora, si tratta di un matrimonio. Un matrimonio combinato così, come si dice, friggendo mangiando. Ieri abbiamo avuto l'onore di conoscere vostro fratello. Sì. Lui ha visto mia figlia e le è piaciuta assai. Lei l'ha trovato simpatico e si sono subito intesi. Io come madre, figuratevi, ho un gran dolore a staccarmi da lei, ma trattandosi di un uomo serio, positivo, ho pensato, e perché si deve perdere tempo? E sono venuti per combinare tutto l'esto. Signor, perché si deve perdere tempo? Una volta che vostro figlio piace a mio fratello piace a Is, si può fare tutto con la massima sollecitudine, con tutta la fretta possibile. Ma voi ne avete piacere? Ma papà, è una cosa che mi ha fatto assai piacere. Ah, non potete credere quanto sono contenta. Ma scusate, questo Don Felice di cui voi parlate, che cognome? Il cognome è Sciasciamocca? Sciasciamocca, sì signore. E non è di Napoli, No. è di Rocca Secca! Perfettamente. Ah, perfettamente, signora, è lui, è proprio lui, è mio fratello. Ma sì, è tale quale. Siamo due gocce d'acqua, siamo due gemelli, sì. Signora, accomodatevi un attimo in questa stanza, io ve lo faccio venire subito. Ma se non sta comodo possiamo tornare anche domani. No, e se quello sa che ve ne siete andate si può prendere collere. Margherita, va a chiamare Felice, tinge la zia, papà. Però non ci dice che è venuta sta signora con la figlia. Le volimmo fare una bella sorpresa. Certo. Signore, venite, accomodatevi. Di qua, vi faccio stare. Grazie. Va piace mio fratello? Sì, assai. E tras, ma tu faccio pure io un cappelletto. Margherita, capito? Va a chiamare Felice e nulla di niente. Io voglio farla un da casa. Ma queste sono cose che non si possono credere. Ma come uno è sposato e si mette a combinare un matrimonio? Ma niente, non mi fa compassione. Ci dicevano tutto quanto paese. Onna Concè, non vi tornate a maritare, non ho facito perché vi intossicate. E me così è stata. Sì. O sente che succede? Sì. Ma mo, come vi sentite? Mamma sentono poco meglio. Ma capo, ma la sento pesante. Pare che sto un grido una campana. Ma tu pazzini, io passai che lo poco ieri sera. Io non so come sono vivo. Ma se tu non me la lasciavo sulla coppa. E non mi sei ritrovato in mezzo a quella moina, figlio mio. Ma perché che succedette, Zizi? Te l'ho già detto, che succedette all'inferno. La si arravuta in tutti i passi. Io non so come facette a scappare. Beh, Zizi, ma voi che volete a me? Io avete una chiamata per un consulto e a correre là per là. Mentre stavo tornando, no, perché Zizi, io stavo tornando alla pensione. Sciuliai con per in coppa una scorza di limone e gli è da finire a fronte in faccia una grande ruota di una carrozzella. Io non so come non si schiatta l'occhio, guardate qua, guardate. Fa vedere. No, Zizi, tu sciate che si schiatta. Ecco, non palloncino. No, quel dopo si compie, dopo. Bravo, passai per uno. Ah, tipo, non volete sentire. Niente, c'è. Non mi retto tempo di dicere una parola.
appena arrivato, aveva scelto una cangariata che era venuta tardi. Poi se ne è trinta la camera sua e si giuretta a rinde. È vero? È vero, risponde. Sì, signora. Sì, ma rispettare così, Quella, dire che risposterà. E questa educazione. Che sta loca, Oh, padre, faceva un negoziante di Portugal, una figlia, no? Che non vuoi ricapare. Non va preoccupare. Si risponde, no? A così voglio rispondere. Aspetta. Margherita, ma che è questa maniera, A così voglio rispondere, va bene? Margherita, ma tu lo sai che quest'uomo tu lo devi rispettare, perché per te quest'uomo rappresenta il tuo secondo padre. E io mi lo tratta così, perché pensa che la già rispettato. Perché se non pensasse che... mi c'ha carrito. Lo so a carrire. Questo lo puoi dire oggi perché sto povero uomo sta solo lì da casa e non sta a Roccasecca. Ma quando verrò io a Roccasecca... A Busca? A Busca. Sì. Quando io verrò a Roccasecca, le cose dovranno andare diversamente. Ceccino, non ha laurenza questa. Quella è muzzucuto, quella non tiene educazione. Mamma, ma si aspettando rinda che la stanza. C'ha imparare l'educazione a questo. Rit, facete un brezzo perché va da parlare. A me? Sì, signora, a voi. Adesso vado. Andate. Aspettate, zizi, mi le volete dare quelle 500 lire arrivate in da camera che mi servono per accattare la macchina? Oh, aspetta, hai ragione. Tengo tutti i cervelli all'aperto, dai. No, è tutto motivo. Venite buoni da che la da sa. 500, Me va manata annanzi. No, più poco. No, 500. Venite buoni. Ceccino. Questa è una carta di 1000 lire. 1000 lire. Cagna e portamorista. Sì, signore. Ceccino. Portamorista, sì. Sì, signore. Sì, faccia ritto che avevo porta. Con voi poi parleremo, sa? Poi? La stampa correre, va? Andiamo a vedere mamma che cosa vuole. Andiamo a vedere. Avete detto bene! Andate a vedere mamma che buoni, sta chiusa in quella stanza. È venuto per combinare il tutto, per finalizzare il tutto. Non può perdere manco un minuto di tempo. Può fare tutto cosa lest to lest. Ma chi? Ma come chi? La madre della vostra fidanzata è venuta per combinare il matrimonio della figlia con voi. Svergognata, assassina. Che stiamo a Napoli e non faccio piazza. Ma il paese parliamo. Ma metti un cappello, mi piglia roba e ce ne hanno. Appena arrivo paese, mi hanno chiamato Don Saverio e l'avvocato. Perché io mi voglio spartire, io non voglio vedere più. Si capisce? Ma io voglio sapere. Ma che volete sapere? Che volete sapere? Ma mo te faccio vedere che sto dicendo, Te faccio vedere che sto dicendo. Aspetta, tu avevi pensato a lui un coppa di denaro mia, un coppa dota mia. Ma ti sbagliato, ti hai fatto un conto senza un tavernario. Svergognato! Traditore! Ma che stai dicendo? Porco! Che stai dicendo? Ma che state dicendo? Ma come un insulare si mette a combinare il tuo matrimonio? Ma cucci! Come cucci? Con la figlia di Donna Maria Streppone! Iată, salind da che la stanza che vi sta aspettando! Donna Maria Streppone! Squanna! Squanna sta faccia! Donna Maria Streppone! Donna Maria Streppone! Questo mi pare, aspetta. Sangue di bacca! E che sta pazza assieme con la figlia? E che hanno fatto se ne sono scappata da coppa allo stabilimento? E come hanno fatto se ne scappa? Fammi chiudere questa porta! Faccio chiudere questa porta! Ma voi vedete un poco! Dico qua che già passati i poveri, quando mettere un po' di seccia che hanno fatto qua, ma aspetta pure questa. Che lo sono capace di scassare, noi. E chi lo cancresce cilla, ma se ne aiuta nata volta. Ma io faccio una cosa molto semplice, sapete? Io mi scrivo una bella lettera alla direttrice con stabilimento e ci dico di venire subito qua con 2 uomini. Aspetta, ma si trova una carta. Ma cosa? Non ce la faccio più. Aspetta. Questa qui.
Io, allora c'è scritto, cara donna Carolina, venite subito in mia casa al Villino de Rosa e portate con voi 2 facchine. Fate presto, vi saluto. Felice Sciosciamucca. Signora Carolina Sanguetta, direttrice della pensione Stella, corso Umberto I, urgentissimo. Mo trovano a nuovo e ce la faccio. Signor, ha già buttata la ricevuta, se state comodo. Se ne parlo più tardi. Senti, dimmi una cosa, ma tenissi una persona per portare sto biglietto? Sì, posso mandare a frate, ma... Ah, bravo, frate, ma mo proprio io. Mo proprio. Signor, ma crella, ma che te scia prego? State zitto e non te ne incarrica. Va bene. Va bene. Anna Carolina, la direttrice della pensione. Oggi era una lezione a che la caurare patana come ricchi. Voglio fargli a correre più ampressa da Don Saverio all'avvocato. E che vecchia terribile, che non mi era tuo tempo di dicere una parola. Sì, mo, non un po' che la faccio correre io. Va bene, ho capito, grazie. Amico mio, voi state qua? Sì. E come sta? C'è mai. A me faceva piacere assai che poi ieri per spaventarsi, perché significa che la parte mi è riuscita bene, naturale. Talmente naturale che aveva facendo svenire. Che sei sicuro? Ecco pure da mia sorella ho saputo l'indirizzo e sono venuta a servirvi di nuovo. Venite, un patto e una poltrona in seconda. Mi mettete ancora a paura mia e ma non sto truccato, per piano. Guardate là, guardate, è rimasto impressionato. Mi è già piacere perché poi domenica prossima faccio sentire Francesca Darini. T'amo Francesca, t'amo! È disperato, è l'amor mio! Senti, io vi vorrei presentare a mia moglie che la voglio far conoscere. Ma non avete piacere? Oh, sarà un grande onore per me. Allora fate una cosa, venite qua, accomodatevi in questa stanza qua. Chi vuole la prende e la porto con me. Va bene, grazie, fate il vostro comodo. Non ti preoccupare, per favore. Ma questo faccio un altro servizio, che questo una bella tavolina, la porta di tutto, un tavolino, poi mi dice una cosa. No, niente più. Mannaggia, mamma mia, ma io non so se fa 17 proprio. Voglio che con mai sciacca. Ma che facite assettato il loco in coppa? Niente, mi piace stare assettato in coppa o tavolino, sto più comoda. E voi vada vita preparata a roba, siete pronti per partire? Se capisce che siamo pronti per partire. Va bene, andate un poco, vi voglio far partire con Merichia, vi voglio far partire con diretta. Avete capito? A così è arrivato già in pressa crocca sotto. Vi voglio far vedere che sto capace di fare io. Che sto porco come mi ha detto la signora vostra madre. E che sto capace di fare. Mamma mia, che brutta faccia che ha fatto! Ui. Che brutto occhio! Ma che stai scendendo veramente pazzo pure chi? Scusate! Non voglio sentire niente, andate! Ma perché stavate seduti sopra quel tavolino? Niente! E dincella a mamma, dai! Che non si muove sta rinda, che mettesse tutta la roba, pizza sua e non mi facesse indisporre, sa? Va, non ciò dici! Perché io tengo hotel in questa camera qua e non lo posso lasciare solo, va? Hotel? E chi è il vostro hotel? Va bene, sa di niente, andate! Va bene, va bene! Questo qua, che se non ne mette a dovere, che sto già rimane mi pigliano ammazzata, sa? Lo biglietto è stato mandato?
Ah, bravo, E bravo. fuori ci sta mamma che mi parla con lui. Ci hai fatto, sì? Prego, accomodate. Grazie mille. Pure questo non l'ha fatto scappare. Carlo infelice. Ieri sera, che lo passano la fela, lo faccio pigliare al lavoro. Così curtollata. Io non lo pigliai a pacchero perché è un amico, lo conosco da tanto tempo, non conveniva. Ah, ma ho scelto una bella cangariata però. Sono scherzi che non si fanno. Si capisce, si sa. Ma poi chi lo passano maggiore, che devo trovare una voce? Ma io che ne so? Non lo so. Ah, fa qualche cosa. Un violino, su una mangata. Ah, voi non sapete quanto sono contenta che vi ho conosciuto. Ma non mi farà più questa ingoppa a quella pensione. No, sta troppo ammuina, troppo chiassa. Io voglio stare quieta, tranquillo. Ieri sera, quando il direttore stava al secondo piano, io ho già ronzato la roba e me ne giù. Ah, bravo. Senza papà mancano un biglietto. Avete fatto buono, bravo. Dunque, io sono pronto. Sì. Rimane, andiamo a Roma. Sì. Chiamo treno, rinnova, arriviamo l'11. Siamo qua. E ma la mattina facciamo tutta la pubblicità, manifestini, tutte cose. Poi domenica abbiamo a viaggiare. Per vicino. Un primo concerto, vogliamo fare a Parigi. Va bene, come va? Sì. E voi? Avete preparato questi Parigi, sì o no? Stamattina tengo tutte cose dentro la camerietta là. Aspettate un momento in questa camera, qua, sentite? Io mamma vado a festa. Vedete un po' che qua, rinda sta canastella, ci stanno poche roba a mangiare. Io, però, non ho già accattata, ho già piato la coppa a pensione, senza che nessuno se ne accorto. Avete fatto buono, favorite. Non lo faccio bene, favorite. Ma facciamo un brezzo, facciamo un brezzo. Favorite. Ma sicuro a chi sto? Non può visto più tranquillo. Fammi vedere che sei rubata, fammi vedere che sei rubata. Un bel mazzaralaccio, una palata di pane, un caso cavallo, e una piccola marenna, guardate, e una piccola marenna, sentite mo, io voglio dire una cosa, ma chi sto è pazzo, hai imparato un tuo giudizio su tu mangiare prima? Chiamala pazzo, ma che fa con quella roba? E allora? Ma lo sapete che faccio? Questa roba qua, mica ce l'ho donca la direttrice. E se c'è, mo piglio e mo paga a mettere in da credenza. Statemi zitto, poco dentro. Non facete chiassa, che peggio mi buia. Io già mi andato a chiamare la direttrice, sapete? Se ne è stato quieto, che l'aveva fatta? Felice, aprite! Ma che cosa state dicendo? Ma chi ne sta sbagliando? Io l'avevo detto, mamma! E chi c'ha della roba? Chi lo casa cavallo, che la pala di pane e chi lo mazzerato? Ma chi ne sa niente? E poi rita che li do là dentro, state zitta, che ma la direttrice e bavatta. Ma chi è sta direttrice? Ma perché avete chiuso il cantino? Questa chiuso un da quella camera e perché? E che ne sacci, mamma? Non venite, alla fine faccio dire una cosa. Questa chiuso una donna, e chi è? Sì, signore, viene a essere Otello. Otello? Sì, a così l'ha chiamato Otello. Allora, mia mungella, che lo sapete? Sì, andiamoci. Ma già sistemate tutte cose. Mo sta canastella, non la. Statemi zitto, che sta venendo la direttrice con te, Master Giorgia. Capita Don Felice con sta voce. Sì, signora. E allora non mi rompere la tavola. Sei molto tanto tempo che voglio. Senti che sto maggiore, pure questi non hanno fatto scappare. Oh mamma mia! Eccolo qua. E come minimo?
Signor, come diceva Pallamuscia, io lo so che voi siete una carogna e con voi non mi posso mettere, non mi posso battere. E io ho saputo il vostro indirizzo dal cameriere dell'albergo e sono venuto a domandarvi dove abita quell'amica vostra, quella che parlava con voi ieri sera, quella giornalista che voleva imparare l'educazione a me. Stamattina non si è profondata, è sparita. Non sta. Aspettate un momento, ma voi parlate forse di quella giovane che ieri sera si appiccicava con il buco? Precisamente. Oh, guardate la combinazione, guardate. Quella deve venire qua per un affare, io ci tengo appuntamento a mezzogiorno. Parola d'onore, sentite, maggiore, aspettatemi un momento in due salotto là. Ma perché non la posso aspettare? No, sapete perché? Che è capace che appena va bene se ne scappa. Dite bene. Io appena bene, vi chiamo. Però, ma non fa, come la volete io lì, poi chiamate. Va bene, favorite. Prima pure qui sta. Oh, se morisse, forse scagozzare. Mamma mia, si va a fare Arabrite, state fresco. Chi si vanno a essere pure aperte. Voi mi avete fatto passare un po' ieri sera. Sì, ma vi faccio sta zitta io subito. Ma vi faccio vedere, voi ci stai mi Chi è stata alla porta? Come? È venuta la direttrice dello stabilimento, donna Carolina Sanguetto, ma è possibile? È venuta la direttrice. Accomodatevi, falla trasì. Carissima donna Carolina, io vi ho mandato a chiamare, ma va giù domani a chiamare per forza, perché tale era il mio dovere. E vi devo dire con molta sincerità che voi siete un poco troppo leggera. E chi li sono? Due facchini. Brava, avete fatto bene. Sì, io ve li consegno a tutti quanti, però che la preghiera non ne facete battere, perché chi ne può? Sono dei galantuomini in fondo, sono povera gente, che non sanno che fanno, sanno compiere. Si capisce, sì. Se se ne vengono con buone, va bene. E se no che là ci stanno i facchini, ci pensano a loro. E che volete fare voi? Ma non signore, voi siete i facchini, dovete stare al vostro posto. Voi ad aspettare l'ordine della direttrice. È vero, dico bene. Ma con chi stai parlando? Papà! Signor! Ma che stiamo pigliando una pappazza a me? State zitto, che io faccio apposta. Noi in questa casa qua, teniamo 5 pazzi. 5 pazzi? Sì, signore, se ne sono fiutati con lo stabilimento. Viaggia, chiusa la rinda e non c'è paura. Che vedi, donna Carolina, brava. Accomodate. Buongiorno, signor Felice, che volete? Ma perché mi avete mandato a chiamare con tanta fretta? Me lo domandate. E faccio domandare a chiamare per forza. Ma che maniera è? Voi la direttrice non la sapete fare. Voi avete fatto un'altra cosa. Ma voi sapete che se io vado a ricorrere voi vi impicciate. E se capisce che vi impicciate, dice ma io non so niente. Ma non è mica un bel motivo questo. Voi siete la direttrice, lo dovete sapere. Voi dovete essere responsabili di tutto quello che succede là sopra. E ma che si è trattato di uno, chi ne so 5, e che diavolo. Aspettate, don Felipe, ma che state dicendo? Ma che fosse pasciuto pazzo? Ma sono io pazzo. Piano sono io pazzo. Allora voi la novità non la sapete, veramente non sapete niente.
Anna Carolina, che è una buona porzione di pazzi, se ne sono scappata a coppa lo stabilimento a stare qua, Nata vado con sti pazzi, ma chi sono sti pazzi? Niente di me, chi sono sti pazzi? Chi lo che tenete voi in coppa la pensione, la gente pazienza. La signora Maria Streppone con la figlia, o Bella, o Maggiore, e donna Enrica Pastetto, un maestro di musica là. Ma Kill, non so pazzo, volete capire o no? Kill, stanno meglio i voi. Madonna mia, ma questo che dici? Un marò. Voi non siete venuti in coppa a uno stabilimento di pazzi, questa è una bella pensione. Aprite queste porte e questo Che ne so, era aprite e c'è la pazienza. Ma perché avete chiuso questa porta? Oh, ma che diamine! Che cosa avete combinato? Che stiamo per Vabbè, dice, che cos'è questa storia? Non venire, ma perché mi ha detto sul caddino a me? Oh, amici miei, scusate, ma io mi credevo che io avevo tutto pazzo. Ma come avete potuto credere a tutto questo? Anna Carolina, perché mi ha detto una cosa ma ciccina. Un nipote voi? Sì signore, mi ha detto che quella era una pensionata, questo teneva una quindicina di pazzi in conto, ma lo pubblicare. Che un grigione. Ah, che lasso. Allora ci pagava la pensione di 10.000 lire e noi ci mandava la prima rata anticipata. Esattamente. Ma va bene tutto cosa. Ma tu poi perché tu volevi sposare i figli della signora? Madonna mia, perché esse mucce dette? E io pensando che era pazza a consentire, scusa. E per Grazie. E mi facete perdere sto poco di tempo. Oh, scusate signora mia, ma io sono ammogliata, vedete, questa è mia moglie, vai. Favorirvi sempre. Mica qua che mi ha combinato che l'assassinina, poi. Sì, cazzo riesta. Che vega, tutto quanto qua. Ah, brava. Assassino, imbruglione, come ti chiama più? Come vedete, qua ci stanno tutti i pazzi, e via. Birbante, cariota! Su! Sì, la verità, io tenevo un sacco di riepete per tutta Napoli, non potevo camminare per nessuna parte. Poi mi illuavo cercare che le 10.000 lire dicendo che mi servivano per pagare l'annata anticipato un stabilimento a ruina dei miei pazzi. Voi l'avete voluto vedere e non sapendo come fava già portato all'angolo. Sì, perdonate, ma non lo faccio più. Va bene, Don Feli, perdonate, non sono cose di gioventù. Va bene, non ne parliamo più. Però Cicillo sono da venire a Roccasecchia e da rimanere sempre là con noi. Oh, tu che dici? Sicuro, sto sempre a Roccasecchia. Meglio così. Scusate, ma poi che è la giornalista che fine hai fatto? Sentite, ma io non la conosco, io non so c'è dove sta. La boccia capita, la trovi via. Ci state con Ma Confatino, allora non partiamo più. Ma che già partì, maestro, io non so ci sono mandato a bar. La domenica verrete al mio debutto. Ma non posso già partire. Me ne ha già tornato al paese, perché a Napoli qua a capo si è stonato, dai. Poi Cicci, senti una cosa per Rosia. Ma non diciamo a nessuno tutto quello che è successo qua, hai capito, sì? E perché? E perché queste sono cose che fanno ridere la gente. Ma siete proprio sicuri che sono cose che fanno ridere la gente? Sicurissimo. E allora l'ultima risposta ce la darà questo rispettabile pubblico.
Io vi ringrazio tanto per tutta la gioia che ci date nella realizzazione di queste cose. Ringrazio una persona che non c'è più, però ha preso un impegno importante e non ha potuto essere presente, però si sta facendo un sacco di risate da là. Allora, ancora Marco e Flavia vogliono inviare un bacio lunghissimo fino ai bambini di Brazzaville, un bacio volante. Voi vedete il bacio? Marco, il braccio. Vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Un attimo solo, concludiamo. Grazie a tutti, come al solito. Ma io volevo concludere con una citazione di Totò, che dice: i pazzi ce ne sono tanti, ne è pieno il mondo, ce ne saranno in sala certamente, e pensandoci bene, in fondo, lo sono pure io modestamente, e compiatite questa mia follia se vi ho donato qualche ora di allegria. Grazie, buon Natale a tutti, buone feste! Grazie per aver reso possibile questo spettacolo, grazie ancora.